You ass! Come here, ass! Fuck! Basta, Homer! Non puoi trascurarti così, guardati! Cosa? Una birra in mano, una ciambella nell'altra, tutto il giorno sbracato sul divano a guardare i cartoni animati! Cos'hai contro i cartoni animati? Sono buffosissimi! Per non parlare del cattivo esempio che dai ai tuoi figli! Io non do nessun cattivo esempio. E poi tu pensa ai tuoi figli che io penso ai miei. Voglio vedere i cartoni animati. Perché? Sono buffosissimi. Che ti avevo detto? Guardati, sei un abbrutito! Stai diventando del colore del divano! E va bene, ora ti faccio vedere che se voglio posso fare altre 1000 cose, oltre a stare seduto sul divano a bere birra e mangiare ciambelle. Dunque, ora io... Papà, non c'è più birra e le ciambelle sono finite. Ecco cosa faccio, vado a comprare birra e ciambelle! Io ci rinuncio! Che ridere! Quell'Homer è proprio tremendo! Povera Marge! Ciao! Ah! Chi sei? Che vuoi? Oh mamma, che creatura ributtante! Sono Vagina! Vagina? Sì, che c'è? Non ti piaccio più? Ma, guardati, sei... Trascurata? Esattamente, trascurata! Bene, adesso capisci cosa provo io ogni volta che ti guardo. Non credere che basti l'amore. Come te, anch'io vorrei avere accanto una persona affascinante. Ma io sono affascinante. Oh, scusa. Ciao ragazzi. Oh mamma, gli zombie sono tra noi. E va bene, ho capito la lezione. Da domani giuro che cambierò, che non mi trascurerò più. Ma perché da domani? Beh, perché adesso devo finire di vedere il cartone animato. Io ci rinuncio. Questa roba va a lavare, questi piatti sono da pulire, da asciugare, da mettere a posto, questi panni puliti vanno stesi, poi qui bisogna dare una spazzata, preparare la cena, apparecchiare, piegare i panni asciutti. Ecco, fatto. Ecco fatto. E se non ci fossi io in questa casa. Certo, amore mio. Bene, ora mangiamo. Urca, Vagina, mi prenderesti il vino in frigo che mi sono appena seduto? Che succede? Succede che non ne posso più di fare tutto io in questa casa e tu che non fai niente per aiutarmi. Come no? Ho appeso il quadro. E chi ha spazzato, chi ha cucinato, chi ha lavato i panni, chi ha pulito i piatti, chi sta sempre dietro a te a raccogliere i calzini? Ho capito. E allora chi ha... Chi ha? Chi ha... Dunque... Appeso il quadro? Ecco, lo vedi? Sei solo uno sporco maschilista. Non è vero. Una volta nell'89 ho portato fuori la spazzatura. E poi è una questione di ruoli. Ci sono cose da donna e cose da uomo. Ah sì? E sentiamo, quali sarebbero le cose da uomo che faresti tu in casa? Certo, te lo dico subito. Dunque... Te lo dico io, nulla, niente di niente. Povera Hai me. ragione. Come? Dico che hai ragione. Scusa. Ho ragione. È così, ho proprio ragione, sì, ecco, e tu hai torto. Sì, ho torto. Scusa tanto. Posso darti un bacino? Un bacino? Certo, me lo merito perché io ho ragione e tu hai torto. Mua, 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 Oh, mua, mua, oh, mua, mua. no, fermo. Mua, Oh, mua, no, mua, oh, mua, sì. Ecco fatto. Posso avere il mio vino adesso, per favore? Oh, certo, amore mio, certo, eccolo. Ups, un tuo calzino. Corro a lavartelo. E anche per stavolta l'ho scampata. Yippee! Ehi, ma sbaglio o su questo piatto è rimasta una macchiolina?